Giornata storica a Ligorna, padroni di casa diretti da mister Monteforte impegnati in casa contro il Novara Football Club di Marco Marchionni, compagine che ha raccolto l'eredità del Novara Calcio 1908, società gloriosa del nostro calcio, ancora attiva ma non tra i professionisti. Ligorna riduce da 0 punti raccolti nelle ultime 3 partite, Novara dall'importante vittoria in casa contro il Bra. La partita comincia con i padroni di casa propositivi, all'ottavo pericolo nell'area ospite sventato però dalla difesa. Al 16esimo è Brusaca a cercare il vantaggio con questo colpo di testa su cui Raspa fa buona guardia. La risposta del Novara arriva al 18esimo con questo tentativo di Benassi alto sopra la traversa. Nel momento migliore del Ligorna è il Novara a colpire. Cioccolatino di un mostro sacro come Pablo González e splendido inserimento di Vutai al 20esimo. Il Novara passa così in vantaggio per la gioia della panchina di mister Marchionni. 2 minuti più tardi è Cirrincione a concludere, ma il suo tiro termina alto sopra Raspa. Il pareggio è però nell'area e conquistarlo ci pensa Luca Donaggio. Calcio di punizione dell'ex Imperia. Tocco in barriera e panchina bianco-blu in festa. Donaggio esulta insieme ai compagni per la rete del pareggio, rivediamo le immagini. Ancora Donaggio al 43esimo, ma il suo destro da fuori viene bloccato agilmente da Raspa. Il primo tempo si chiude così sul risultato di 1-1. Nel secondo tempo il Novara inizia a macinare gioco. Al 51esimo è Di Masi a impegnare un attento Azzori con il portiere classe 2003 che compie un autentico miracolo sul colpo di testa di Benassi su corner successivo. Al 65esimo è Cirrincione a provarci dalla destra con una splendida conclusione a giro che dà solo l'illusione del gol. 8 giri di lancetta più tardi ancora decisivo Azzori su questa conclusione a botta sicura di Tentoni, fermato con un intervento prodigioso. Brividi in area Ligorna all'80esimo su questo diagonale di Vutai che termina di poco a lato alla destra di Azzori. All'83esimo quella che potrebbe essere la svolta della sfida, doppio giallo a Bonaccorsi e Novara in 10. Piemontesi tuttavia capaci di trovare il vantaggio grazie a questo calcio di rigore su tocco di Calcagno in area. Si presenta sul dischetto González, il quale con grande freddezza punisce Azzori e regala il vantaggio ai suoi. Partita finita, niente affatto. A 4 dalla fine ci pensa Gomez a ristabilire il pareggio con questa possente incornata in area su calcio d'angolo, con la panchina del Ligorna che scatta in piedi per festeggiare. Rivediamo le immagini. Ci sarebbe addirittura la chance per il 3-2 nel finale con questo calcio di punizione di Silvestri a tempo scaduto, ma la palla termina alta. Giornata storica al Ligorna, finisce 2-2 la sfida tra i padroni di casa e il Novara.